E tu le conosci le progressioni armoniche? Ciao, oggi parliamo di progressioni base, tratto dal mio libro Suona e canta facile. Parliamo a pagina 9 delle progressioni base e volevo un po' spiegarvi quello che è appunto l'esercizio. Le progressioni armoniche sono il segreto di migliaia di canzoni. Ma che cosa sono? Sono semplicemente una successione di accordi. Potrà sembrarti un concetto teorico, ma in realtà comprenderle ti permetterà di accompagnare migliaia di canzoni diverse e di imparare molto più velocemente. Vediamo i gradi più importanti nella tonalità di Do maggiore. Il primo grado, chiamato tonica, è l'accordo di casa. È quello che dà stabilità e senso di riposo alla musica. In Do maggiore corrisponde l'accordo di Do. Il quarto grado, la sottodominante, introduce movimento e una leggera tensione che prepara ciò che verrà dopo. In Do maggiore è l'accordo di Fa. Il quinto grado, la dominante, crea la tensione più forte e ci fa desiderare di tornare alla tonica, di tornare a casa. In Do maggiore è l'accordo di Sol. È il protagonista delle cadenze e di moltissime conclusioni musicali. Infine il sesto grado, la relativa minore, e in Do maggiore è La minore ed è utilizzato nei pre-chorus e nelle strofe. Aggiunge un colore più emotivo e introspettivo. Mettiamoli insieme. Do, Fa, minore, Vediamo ora due delle progressioni più importanti. La prima è primo, quarto, quinto, cioè Do, Fa, Sol. È una delle progressioni più antiche della musica occidentale ed è alla base del blues, rock and roll, tantissime canzoni folk. È semplice ma incredibilmente efficace. La trovi nei brani come Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia per mi partire, y arriba, y arriba. Twist and shout. Oh, shaking a baby, oh, shaking a baby. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now, come on, baby. Walking around, da, da. La seconda è primo, quinto, sesto, quarto, cioè Do, Sol, La minore, Fa. È probabilmente la progressione pop più famosa di sempre. Crea un equilibrio perfetto tra stabilità, tensione ed emozione ed è utilizzata in migliaia di brani moderni. Alcuni esempi sono ad esempio Don't Stop Believing, Someone Like You, With or Without You. Scusate, mi sono trasferita. Proviamo un esercizio pratico. Suoniamo entrambe le progressioni in Do maggiore. La prima volta mantieni ogni accordo per 4 battiti. La prima progressione era Do Fa Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La seconda volta per 2 volte. E la terza volta proviamo a mantenere ogni accordo per un battito. Quindi Do, Fa, Sol. La seconda progressione invece era Do, Sol, La minore, Fa. La prima volta per 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e continuiamo così. La seconda volta per 2 volte. La terza volta per una volta, un battito. Ad esempio in Someone Like You si può suonare ogni accordo per 2 battiti. È fondamentale la ritmica perché a volte cambia tutto il brano mantenendo gli stessi accordi. Quindi se vogliamo fare questa. And I'll wait for you. Without you. 3, 4, 1, 2, 3. Quindi per 4 volte già è un'altra canzone che conosciamo bene. Alla prossima con i prossimi capitoli del manuale e con i prossimi esercizi per imparare ad accompagnarsi con il pianoforte in modo veloce e pratico.